Va ora in onda la rassegna stampa. Che emozione ragazzi, già tutti in giro per Milano questa mattina a caccia di Big, il regista Simone, buongiorno, cerca il suo sosia Tom Cruise, dice sì, sono sicuro, lo trovo, e poi naturalmente ti confonderanno con Tom Cruise, dirà lui, io cerco Gali, chiaramente, è il mio eroe Gali, lo devo convincere a fare anche un discorsetto in arabo questa sera. Dai Gali, dici una parolina in arabo, e poi potremo incrociare tutte le varie atlete, gli atleti delle Olimpiadi, ragazzi, tutti contentissimi perché nelle loro stanze c'è il bidet. E vai, che uno dice, ma quanti cazzo di bidet si devono fare questi atleti? Ma come le Olimpiadi non ho capito io. Sono contenti perché c'è il bidet, perché in Francia sapete che il bidet non lo usano, no? È un mistero come facciano, no, io mi ricordo in alcuni paesi c'è proprio sì, la canna, però si mangia bene. Anche lì, signori, filmati con pizza, buona pizza e lasagna. Ragazzi, è tutto magna, ancora una volta è così, ma cominciamo felici questa rassegna stampa. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, sono le 7.33, ma a qualunque ora mi ascoltiate, buongiorno agli atleti delle Olimpiadi che sono in giro sotto l'acqua a Milano, ma si prevede che dovrebbe smettere verso sera, speriamo. Buongiorno al sacro braciere che brucia in Piazza Duomo, sta bruciando in Piazza Duomo, e buongiorno naturalmente alla sinistra che soffia sul fuoco della fiaccola per cercare di spegnerlo, perché chiaramente le Olimpiadi sono state organizzate dalla Lega e le ha volute la Lega, ha insistito la Lega, e quindi non sono belle. Il buongiorno da Sammy Varin, naturalmente tutto per voi, ascoltatori di destra, di sinistra, di centro, voi che vivete di pane e politica, voi che della politica non ve ne frega assolutamente nulla, ma avete scelto questa radio perché è un po' diversa, grande come l'Universa, e sapete bene che il sottoscritto Sammy Varin, con quasi 50 anni di radio sul groppone, non vi farà annoiare. Perché? Perché non mi soffermerò sui soliti argomenti per minuti, ore e ore, ma cercherò di spaziare saltellando come un fringuello da un quotidiano all'altro. Oggi non possiamo non cominciare comunque con il Corriere della Sera, perché da una parte ci sono le Olimpiadi e il Corriere è forse quello che dedica più paginoni alle Olimpiadi, ma dall'altra, guarda il centropagina, sicurezza. Ecco le misure. È arrivato il sì al decreto sicurezza tanto voluto dalla Lega e dal centrodestra. Dobbiamo dirlo, non c'è proprio tutto, manca qualcosina, ma quello che manca arriverà. Trallallero, trallallà, perché ci sono già quelli che sono svegliati presto stamattina, lo sapete amici, questo è l'unico canale dove potete scriverci e in tempo reale noi vi leggiamo, scrivendo un WhatsApp al 340 6709 659 e il primo che arriva davanti al computer vi legge il messaggio, è una cosa bellissima. E ci sono quelli che sono svegliati presto che dicono ma manca il blocco navale, aspetta un momento che arriva, ve ne parlo. Comunque centro pagina del Corriere, sicurezza, ecco le misure, sia il decreto, piazze vietate a chi ha precedenti e tutele agli agenti, Vannacci sfida Salvini su Kiev. Molti giornali oggi, tutti praticamente, hanno un paginone sia per Vannacci che per Salvini, e stiamo a vedere cosa succederà, perché da una parte Salvini dice che essendosene andato ora Vannacci dà una grande mano alla sinistra, dall'altra parte Vannacci dice che no, che aiuterà il centrodestra, e noi che siamo gli scemi che l'hanno votato ci chiediamo vabbè, ma allora perché cazzo è uscito se dà ancora una mano
al centrodestra, misteri, apparizioni, sparizioni, no, si parla anche di questo nella posta di alcuni quotidiani e giustamente si dà molto spazio a voi lettori che dite dei pensieri molto potenti, così si può dire, su Vannacci, e anche qualche presa di posizione di qualche giornale che lo dice chiaramente, ha deciso di sostenere Vannacci. Quale sarà questo giornale? Non posso dirvelo, se no mi cambiate canale e girate su Radio Popolare, vi conosco. Meloni, doppio pesismo dai magistrati. Nordio, evitare il ritorno delle BR. Di sicurezza e pacchetti vari, compresi anche l'AIS, chiaramente la polizia antimmigrazione americana che sta già ciabattando per Milano. Io mi sono imbattuto in 2 poliziotti dell'AIS che subito mi hanno puntato la pistola contro, mi hanno detto tu troppo bianco. Come troppo bianco? Io sono una formaggella. Dove vuoi andare così tutto bianco? Io solo neri. No, misteri, apparizioni, sparizioni. Si parla anche della polemica sull'AIS. Questa mattina su Radio Libertà avremo alle 8:45 il senatore Marco Dreosto e alle 11 l'onorevole Igor Iezzi proprio su pacchetto sicurezza e menate varie sull'AIS e PD che soffia sulla fiaccola olimpica cercando di spegnerla. Quanto sei scemo, Semivane? Me lo dico da solo però, ma se volete potete dirmelo. 738, vai in cucina a far risotto, intanto scrivimi un WhatsAppotto 340 67 09 659, sono sul Corriere. E a proposito di fiaccola, Marco Castelnuovo, il suo editoriale si chiama così: la fiaccola che accende l'autostima, parlando di Milano, la città olimpica. Ve ne leggo qualche riga, ma siamo già tutti abbastanza inebriati da questa cosa. Sarà che appunto ciabattando per Milano oggi rischiamo veramente di incrociare i big del mondo. Ho capito che vuoi vedere Tom Cruise, ma ci sarà, io voglio vedere Gali, non gli faccio niente, ma ci mancherebbe altro. Però c'è anche quell'altro maniaco sessuale che ieri era nel McDonald's di Gallarate, che piace tanto ai miei figli, che ci siamo anche incacchiati perché hanno tolto la fiaccola al comico italiano e l'hanno data in mano al maniaco sessuale. Cioè, per una battuta poi, mi piace la figa, oh signor, ragazzi miei. E questa è una roba che un po' ci ha fatto male effettivamente, anche perché è un comico famosissimo, Cipollino. Ci sono eventi che cambiano il DNA di una città, la propria consapevolezza, il proprio orgoglio, il motivo per cui si è conosciuti all'estero. Le Olimpiadi sono il classico motore di questa trasformazione. Torino 2006, Barcellona 92, certamente, ma anche, per restare ai giochi invernali, Vancouver 2010, Sochi 2014, l'Olimpiade Milano Cortina 2026 che comincia finalmente oggi non sarà da meno. Finora è stato seguito il classico iter, le persone che si lamentano perché i lavori sono in ritardo, per i blocchi delle strade, perché non si avverte lo spirito olimpico, non ci sono nemmeno vessilli lungo i viali. Tutto già visto, tutto conosciuto, tutto legittimo e comprensibile. Basti pensare alle polemiche dei parigini affacciati sulla Senna che lasciarono la città per non vivere il lockdown il giorno della cerimonia. Poi magicamente si accende la fiaccola, partono le gare e tutto cambia. Già ieri è accaduto con l'arrivo della torcia in città e le prime sfide disputate tra Rho e l'Arena Santa Giulia. È stato bello vedere i tifosi con la faccia dipinta e la maglia della propria nazionale. Cazzo, mi devo dipingere la faccia, me l'ho dimenticato. Oh, c'hai una penna che mi dico cosa mi devo scrivere? È stato bello vedere i tifosi con la faccia dipinta e la maglia della propria nazionale che orgogliosamente raggiungevano a piedi le sedi delle gare. Ancora di più la folla dei milanesi al passaggio della fiaccola olimpica. No, queste sono state belle scene. Non so se è passata anche dai vostri paesi la fiaccola, scene belle.
scene belle, soprattutto vedere tanti bambini, ma anche tanti vecchi, tanti di tutte le età, insomma, che perché quando ti ricapita di vedere sta fiaccola? Poi chiaro, il tedoforo l'era lì come un bilot con sto coso in mano che a un certo punto ce l'ha in mano e non sa più cosa fare, no? Ciao cosa vuoi fare con sta ti senti un po' strano, però lo tieni in mano per un po', dopo glielo dai un altro, vai te. Milano e Cortina non sono diventate città olimpiche per caso, ma per il loro piano di sviluppo coraggioso e sostenibile. E sì, anche per essere giochi diffusi sul territorio, scena culturale prima che logistica. Ragazzi miei, zitti che Castelnuovo sul Corriere ci fa i complimenti. Da leggere certamente oggi il Corrierone, Milano apre i giochi, Mattarella, ci siamo, ok? Questi i titoli principali del quotidiano Il Corriere, e io per farvi un favore chiaramente a voi che siete eccitati per questa cosa delle Olimpiadi, ma non sto scherzando ragazzi, lo sono anch'io, ci capeo, ve l'ho detto, oggi io girerò per Milano perché voglio vedere assolutamente Gali, la città si ferma, scrive all'interno, siamo già a pagina 2, si aprono i giochi, gli occhi del mondo puntati su Milano. Speriamo che non vengano i No Global a distruggere tutto. Incrociamo le dita delle mani e dei piedi. Che figura di merda ci proveranno, A migliaia in strada per vedere la fiaccola con il gran finale in Piazza Duomo tra tedofori VIP e qualche contestazione. Ma sono tutti contenti, compreso Matta, naturalmente Mattarella, che ha cenato con gli atleti e si sono fatti tante belle fotografie che finiranno negli archivi. Cavolo, guarda che belle. Io guardavo i piatti invece, non hanno mangiato un granché, hanno avanzato parecchia roba, ma sicuramente roba buona, molto più buona di quella che mangiano normalmente dalle altre parti. Eccolo qua, dal villaggio olimpico alla fabbrica del vapore, il presidente fa gli onori di casa. Questa competizione è espressione di libertà. Mattarella abbraccia gli azzurri e invoca la pace, va promossa. È un bel esempio sicuramente il fatto che ci sia l'Olimpiade, parlare di pace, sportività, correttezza, quello che troppo spesso non esiste più nella nostra vita quotidiana, non solo in politica, anche e soprattutto in politica a volte, ma anche nella nostra vita quotidiana. L'augurio agli atleti italiani, spero in tante medaglie, indosserò anche io questa tuta, chiaramente aspettiamo la fotografia. Giro la pagina, siamo sul Corriere, che è quello che vi dicevo occupa più spazio con le Olimpiadi. Se mi guardate in radiovisione queste pagine le state vedendo, andate sul sito radiolibertà.net, magari ne approfittate per darci una mano economicamente cliccando dona ora, oppure scaricate l'applicazione di Radio Libertà e all'interno in alto a destra c'è TV, cliccando su TV parte il video di ciò che vi propongo. L'arrivo, il corteo da 45 auto, il tifo alla partita di hockey, Vance tra lusso e diplomazia. Oggi l'incontro del numero 2 di Trump con Meloni, anche Rubio a Milano. E ricordiamolo, è Olimpiadi, ma anche una bella scusa per avere tutti i potenti della terra, quasi tutti, manca pochissimo, i russi ci sono, no? Sai che non ho sentito nominare atleti russi? Ci sono a queste Olimpiadi? Ci sono, ma solo quelli neutrali? Aspetto delucidazioni. Chi di voi sa più di me? 340 6709 659. Anche Ucraina, non si dice. Fatto sta che comunque è una bellissima idea anche per incrociare tutti i big della terra questa sera. Saranno tutti a San Siro, quasi tutti, perché abbiamo visto, insomma, il capo francese ha deciso che l'email la sa sta. Giro di nuovo la pagina, intervista a Giovanni Malagò, abbiamo dato il meglio e i francesi tra 4 anni copieranno questi giochi. Sicuramente ci mettono il bidet pure loro. Milano Cortina è diventato un modello da imitare.
dormo sereno anche se ho miliardi di pensieri. Oggi a pagina 6 del quotidiano Il Corriere, intervista a Malagò. Battuto dal cileno Illich per il board del CIO, la sua candidatura nasce più di 2 anni fa, la mia l'ho presentata 40 giorni fa. Milano Cortina nel 2019 si rivelò vincente, aveva l'appeal dell'Expo e altre condizioni favorevoli. Dopo i giochi non farò il presidente della Ferrari, mi occuperò della mia azienda, questa è certa. Questo è certo, paginone appunto che vi dicevo sul quotidiano Il Corriere, che in taglio basso parla come tutti della cena tristellata. E non ditemi cosa vuol dire, io non lo so, con i grandi della terra. Manca solo Macron, appunto, per sta cosa della Groenlandia. Macron ha detto la sesta, fabbrica del vapore blindata per la sicurezza, Kirsti Coventry con i capi di Stato per ringraziare Milano, e il menù: paccheri alla Vittorio, guancia di vitello accompagnata da spuma di zafferano, tiramisù e carosello di pasticceria. D'accordo? D'accordo. Giro di nuovo il cocktail di re, regine e capi di Stato. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Palazzo Reale, siamo sempre a Milano ragazzi, oggi c'è gente che non andrà al lavoro per vedere tutti questi capi di Stato, ma cosa ve ne frega se piove, venite tutti a Milano. Scherzi a parte, non c'è in giro nessuno stamattina, vabbè, adesso non è che vi state guardando intorno, vedete code pazzesche, è solo le 8 di mattina, vuoi che non ci sia coda? Anche a Pasqua c'è coda a Milano alle 8 di mattina, però per dire, non c'è quel casino che c'è solitamente. Perché? Perché non siamo mica scemi, abbiamo deciso, anch'io non sono mica qua in realtà, io vi sto parlando da casa mia, sono sdraiato sul letto in ciabatte, come si sta bene, e Simone a casa sua che mi fa da regia, no? Si fa così oggigiorno, miau miau, c'ho anche i gatti qua intorno a me. No dai, scherziamo, però molta gente ha scelto il telelavoro proprio perché sapeva che oggi ci sarebbe stata la fine del mondo in più. 4 gocce di pioggia, 4 gocce, era rugiada quella, e chiaramente si impazzisce anche con il traffico. E lasciamo stare, stiamo a casa, state a casa se potete, questo è l'appello di Sammy Varin per chi si dirige verso Milano. Chi c'è obbligato, certo, tranquillo, non abbiate fretta e partite 3 ore prima e magari vi fate un aperitivo, una colazione da qualche parte, è bello anche così, no? Arrivi in anticipo, come appunto Simone questa mattina, che è arrivato alle 6:10 e ha guardato l'orologio, cazzo come presto, e Simone, non volevo trovare coda, infatti non l'hai trovata, veramente. E per la prima volta Simone ha bevuto un tè a Radio Libertà, io l'ho preparato io, come un maggiordomo, prego il suo tè, la tazza, no, quella del cesso, la tazza del tè, se l'è presa, l'ha rubata a Francesco perché hanno le stesse malattie, si vede, e voilà, ha bevuto uno squisito tè alla Francesco. Ça va bien. Vi dicevo, il cocktail di re, regine e capi di... Sono un po' scurlin questa mattina, te sei scurlin? Dice di no Simone, devo esagerare ancora di più? Esagero, dai, no? Esagero, dico qualcosa di più forte. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Palazzo Reale, i capi di Stato, tra gli oltre 100 invitati ci sono Filippo del Belgio, Sutida Tijai della Thailandia, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Lo scenario è lo stesso che nel 1805 ha accolto il ricevimento offerto dal viceré Eugenio di Beauharnais per festeggiare l'incoronazione di Napoleone a re d'Italia. Ragazzi miei, roba bellissima che a Milano non succedeva da tempo, o forse addirittura non è mai accaduta. Quindi ve l'ho detto, bellissima occasione per voi che non avete niente da fare, che vi siete presi un giorno di ferie, come ha fatto Simone, girare per Milano a caccia di big. San Siro, 2 miliardi con il fiato sospeso per il via alla festa questa sera alle 20. Un caso, il post di Gali. Attesa per Armonia, lo spettacolo firmato da Marco Balic, inizio ufficiale dei giochi, sul palco dalla Pausini a Mariah Carey, ragazzi, e poi ci sarà Gali che ha fatto questo post però perché che palle, ve lo devo anche leggere, no, è lunghissimo, ve ne leggo solo un pezzettino. Lo so,
No, si inizia così, dicendo lo so quando una voce viene accettata, so quando viene corretta, so quando diventa di troppo, so perché vogliono uno come me, so anche perché non mi vorrebbero, so perché mi hanno invitato. Oh cazzo, sa tutto questo, Il post è tradotto in inglese e in arabo, so anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia, so perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace, so che poteva contenere più di una lingua, so che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore, so che è tutto un gran teatro. Bravo Gali, lo amiamo. Fatto sta che chiaramente c'è Bocelli da una parte, ci voleva anche Gali da quell'altra. Va bene. Jack Sinner, Tedoforo alla cerimonia, aspetta e spera. Sinner ci sarà, non ci sarà. Ieri era lì che controllava i biglietti dei passeggeri del treno da Milano ai luoghi olimpici. Cosa gli fanno fare a sto poveraccio? Ma è per quello che poi non ci viene, ci girano anche le balle. Scherzi a parte, è una festa bellissima questa delle Olimpiadi. Sinceramente, come vedete, non ho ancora parlato di politica, ragazzi, mai successo nella rassegna stampa di Sammy Varin. Non vi sto parlando di politica, infatti c'è già fuori la gente con le braccia conserte. Mi volete menare? Non ho capito. I giochi olimpici, la fiamma. Soffiate anche voi per spegnere la fiamma. Batti, la febbre olimpica. Guarda qua, sono ancora inesorabilmente sul Corriere a pagina 11. L'entusiasmo negli occhi dei bambini e dei primi tifosi giunti da tutto il mondo. E la città ora abbraccia l'evento su cui è stata titubante e minimo. È una città governata dal PD. Urlano, ballano, si mettono in coda per la fiaccola, i più giovani e lo spettacolo delle celebrazioni. Ti dico, anche i miei figli Tabata ed Elia, che compiono 15 anni dopodomani, è incredibile. No, è domani. Che dici dopodomani? È il 7, è domani. Sì, è domani, fanno 15 anni. Per la prima volta sono rimasti, cavolo, ma anch'io voglio vedere la fiaccola, le Olimpiadi, e mia figlia Tabata gli piace pattinare su ghiaccio, voglio vedere, non c'è neanche un biglietto, voglio andare a San Siro, 700 euro per un biglietto. Ce ne sono ancora se volete andare questa sera, perché giustamente 700 euro, un casino della Madonna. Uno dice, ma anche lo guardo da casa che viene meglio, anche perché sarà uno spettacolo fatto appositamente per la televisione. Dicono gli organizzatori, deve essere uno spettacolo che venga compreso da tutti, da chiunque, anche dal ragazzino del Kazakistan che non sa neanche cosa sia l'Italia, deve capire il significato di quello spettacolo. Io lo so già che non ci capirò niente, guarda, io voglio i sottotitoli, li voglio, perché anche certi film io non riesco a capire cosa succede, e infatti quando mi portano al cinema mi mettono qui lo scotch sulla bocca, perché io ogni 5 minuti chiedo a mia moglie, ma perché quello ha fatto sta cosa? Ma i sottotitoli per deficienti non potete metterli? Vabbè, fatto sta, signori, anche qua vi sto facendo vedere sempre Milano Cortina, tutto quello che succede, salto con gli sci, sci di fondo, bob, snowboard, pattinaggio di figura, e poi ancora short track, la gara di velocità tra pattinatori sulla pista ovale, combinata nordica, sci freestyle, sci alpinismo, pattinaggio di velocità, sci alpino. Ragazzi, ci divertiamo, soprattutto speriamo che non si menino, perché te l'ho detto, abbiamo purtroppo qua in Italia questi no tutto, no TAV, no qua, no là, su giù, e sicuramente tenteranno di fare casino. Ci resto ancora, perdonatemi, voi anticorrieristi, ci resto, ma perché ce l'ho già aperto, no? E il Corriere della Sera oggi intervista il presidente del Senato La Russa, si parla chiaramente del nuovo decreto sicurezza, e vi ho saltato le pagine del Corriere in cui ne parla, perché passeremo ad altro, cioè parleremo di questo su altri quotidiani. Le forze dell'ordine devono sentirsi più protette, il fermo nessun dubbio.
La Russa a Torino misure solo per 3 persone, non è normale, soprattutto non è normale che quelle 3 persone siano già fuori dal carcere. Le opposizioni, capisco che fosse difficile votare con il governo, ma apprezzo la condanna della violenza, che è il minimo, ragazzi, tu dici, è già un successo, è vero. Siamo sul Corriere che, vi dicevo, come tutti, ma dico tutti gli altri giornali, sono ancora molto eccitati questi colleghi giornalisti professionisti dal gesto di Vannacci, e allora all'interno del Corriere siamo a pagina 18. Vannacci Salvini, lite sulle dimissioni, e ora nella Lega si apre il caso del vice. Il deputato UE non lascio e lancia la sfida su Kiev. Il leader voglio il vincolo di mandato. Sapete bene che la nostra Costituzione dà la possibilità a chi viene eletto e poi cambia partito tranquillamente di andare avanti a percepire il suo stipendio e di andare dove cacchio vuole. Vai di qua, vai di là, stai nel gruppo misto, ma stai nel gruppo misto e si prende il suo bel stipendio. Giustamente ieri Matteo Salvini, che l'abbiamo visto in televisione e lo rivedrete, lo risentirete sicuramente attraverso i commenti quest'oggi, ha detto: lo togliamo questo vincolo di mandato. Il caso del vice perché non si è ancora deciso chi potrebbe fare adesso il vice capo della Lega. Abbiamo parlato di Zaia, ma ne ho parlato io chiaramente perché potrebbe essere un'idea, però chiaramente chi cosa succederà. Mi aspetto, questo è un altro mio giudizio personale, un colpo di reni da parte della Lega. Quindi ci deve essere un rilancio con qualcuno, con qualcosa, secondo me. E sentendo, vi parliamo da via Bellerio, siamo proprio sotto l'ufficio del federale, dove sta Matteo Salvini, dove si riuniscono, eccetera. C'è un certo profumino di qualcosa che sta per accadere. Fatto sta, intanto il Corriere, come al solito, fa il toto tutto, e quindi capire chi andrà con Vannacci, leghisti Ziello, Rossano Sasso, ma ce ne sono altri, ci vanno, non ci vanno, Furgiele sì, Furgiele no, non ci vado, eccetera. E soprattutto chi va tra i vecchi, tra virgolette, della politica, o comunque quelli conosciuti anche sui social, è Mario Borghezio, 78 anni, ex eurodeputato leghista, ci va. Cicalone, signori, è youtuber, ex kickboxer, quella cosa lì, anche lui ci va. E Mario Adinolfi, signori, blogger e pokerista, ci va. Mauro Giannini, 59 anni, sindaco di Pennabilli, Rimini, ecco la 10ª Mas qua sul petto. Emanuele Pozzolo, il pistolero, no? Cioè, andare al cocktail con la pistola, cantava qualcuno, 40 anni, deputato espulso da Fratelli d'Italia, ci va. Ma soprattutto Abubakar Suma Oro, espulso da VS, si è stufato di stare nel gruppo misto e va anche lui con Vannacci? Non è detto. Tra ex leghisti, ex comunisti, filoputiniani, tutti possibili volti del partito neonato, quello di Vannacci, e che sarà una bella cozzaglia di gente. C'è da divertirsi? Sicuramente sì, soprattutto per noi della Lega, che non cambiamo mai, abbiamo sempre il nostro spadone. Guarda, lo vuoi vedere il mio spadone? Eccolo qua, bello sguainato verso l'alto, e la gente passa, certo, qualcuno molla lo spadone, se ne va e fa un po' ridere dopo, perché lì a fare bau bau ma non serve più a nulla. Noi siamo qua per parlare di territorio, di identità, di autonomia, per ascoltare davvero i cittadini, voi ascoltatori che mi state scrivendo al 340 6709 659 con le vostre proposte, perché qui le vostre proposte passano direttamente in Parlamento, e questa è la cosa più bella, avere una radio, parlare in un microfono e cambiare questo paese.
Plin plon plan, il gran finale, signori. Questa è la colonna sonora delle Olimpiadi che sentirete molto spesso durante, prima, dopo le gare. Fantasia italiana, gran finale da parte di Dardust, scritto Dardust, che trovate facilmente sugli store digitali e su YouTube. Abbiamo deciso di aprire ogni mattinata di questa settimana con un pezzo, una sensazione di questa che è un'opera vera e propria, perché ha tanti ritmi, i ritmi della nostra Italia, da sud a nord, i ritmi della montagna, così come quelli della città. Un ritmo che stiamo seguendo questa mattina nella nostra particolare rassegna stampa, che non polemizza più di tanto, e aspettate un attimo, perché i Giochi Olimpici ci stanno unendo, a noi di centrodestra, a voi di centrosinistra. Amiamoci, facciamo un bel giro tondo dell'amore, pensando a quanto sono belle queste Olimpiadi che ci uniscono. Noi naturalmente pensiamo che sono quelle organizzate dalla Lega e che il PD non le voleva, ma è una cosa assolutamente secondaria. E se avranno successo come lo stanno avendo, perché ci sono tantissimi turisti, più 300% di arrivi in aereo, e questi non restano mica tutti qua a Milano, almeno speriamo di no, che cazzo, girano per l'Italia. Perché? Perché ti guardi la gara olimpica e poi vai in giro a visitare le bellezze dell'Italia. Quindi tranquilli, vi troverete il solito Tom Cruise che si arrampicherà sul tetto della vostra casa e poi si butta giù. Lo vedremo questa sera, ci sarà questa sera a San Siro anche Tom Cruise, speriamo di sì. Fatto sta, ve l'ho detto, siamo tutti molto eccitati e arrivano tanti WhatsApp al 3406709 chiaramente da parte di quelli che sono lì a aspettare che vi parlo di politica. Oh, non cambiate mai! E che protestano. Perché? Perché alla fine sto governo nel decreto sicurezza ha cancellato le norme sacrosante contro l'immigrazione clandestina e ricongiungimenti facili, che tra l'altro devastano il nostro welfare, e ha lasciato le norme contro gli italiani, fermo preventivo e limitazioni al diritto di manifestare, di sciopero. Che gigantesche teste di cazzo. Vedete, uno alle 6:36 del mattino, sei appena sveglio, scrivi ste robe, ma poi è logico che ci sono tutti omicidi, suicidi, ma questo tira fuori la scimitarra ora di sera. Ragazzi, calma, molte cose che hai detto non sono esatte e tra poco vi darò un esempio di cosa sta cambiando. A Porta Garibaldi campeggia uno striscione della Lega Giovani che ringraziano la Lega per aver reso grande Milano. Oh, e questo è bellissimo, dai, scusa. Salvini se la sta prendendo troppo per la fuoriuscita di Vannacci. Se si è trasformato in provocatore, lo ignori. È vero, Marco, è il problema che gli stanno rompendo le balle. Cioè, ieri l'avete visto dalla Gruber, mamma mia, ma secondo me ti devi fare 20 camomille prima di andare dalla Gruber. È rimasto calmo, ma cioè e poi gli hanno tirato fuori anche tutte le volte che era stato nominato in quel cacchio lì di robo del maniaco. Signore mio, lo spadone. Lo so che quando parlo di spadone la fantasia dei leghisti si eccita. Vannacci, Salvini, Lega, nuovi partiti che avanzano, che nascono, conferma del fatto che la politica è tutta una merda o quasi. Quindi grazie a Salvini abbiamo le Olimpiadi. È vero, ma cara Disma da Barletta, non lo sapevi? Beh, tu abiti a Barletta, capisci? Cioè, Barletta, certe informazioni non arrivano. Io spero che ci sia qualcuno anche dalle tue parti che organizzi in futuro le Olimpiadi a Barletta. Infatti è dovuto arrivare il deputato Inselvini, bresciano di Fratelli d'Italia, perché in Europa si riparlasse di famiglia naturale e si cominciasse a ostacolare il percorso arcobalenita, pedofilo, pervertito e ptiziano della dittatura Ursula. La Lega da 30 anni in quel posto, solo parole, siamo nella merda, ma come tutti i turisti in aereo, e la CO2, e io non posso girare con la Panda. Marco, ma dai!
Ma dico io, ma gira lo stesso con la Panda, ma durante le Olimpiadi puoi fare tutto quello che vuoi qua a Milano. Meglio portarsi dietro il Panda, quello, l'animaletto, forse giri un po' meglio. Dai, si scherza, lo sapete, non è una rassegna stampa seria questa, però è fatta per intrattenervi mentre fate colazione, mentre andate al lavoro, non ci arriverete mai oggi, state tranquilli, mentre magari fate una passeggiata, che secondo me è la soluzione migliore, secondo me, oggi fare una passeggiata anche sotto l'acqua con l'ombrello. Intervista a Renzi: occupa lo spazio dei delusi a destra, se loro si dividono noi possiamo vincere. Di che si parla? Ma ancora una volta di Vannacci, siamo sul Corriere, ragazzi. Meloni proverà a tenerlo anche contro Salvini, non si capisce sto Renzi, ma sta di qua o sta di là? E non lo sa. Fatto sta comunque che è vero, se occupa lo spazio dei delusi a destra, che vuol dire quelli che, come alcuni nostri ascoltatori dicono, ma come questo blocco navale si doveva fare, eccetera, arriva, adesso ve ne parlo, subito, tutto subito, volete? Cioè, è chiaro che uno dice, sta nel centrodestra, ma continua a dire che il centrodestra non riesce a fare niente. Eccolo qui, potrebbe essere questo il nuovo Vannacci? Che ne pensate? Ditemi la vostra. Ma allora perché cavolo è uscito dalla Lega? Perché non riusciva a farla diventare una Lega fascista. E guarda caso, cioè, siamo mica deficienti, 3406709 potete dire la vostra in questo momento su qualunque argomento, io leggo i vostri messaggi. Stavo leggendo il Fatto Quotidiano, guarda qua la prima pagina. Ora ti arrestano pure se non hai fatto niente. Ma è stupendo, dai. Il fermo preventivo, signori. Quelli del Fatto Quotidiano ci ridono sopra, anche perché è una roba che già esiste, non è che abbiamo inventato l'acqua calda, non avete mai provato? Scusi, lei mi fa un preventivo? E ti portano in questura. Il fermo preventivo è una roba così, cioè se ti trovano che hai un coltellazzo della miseria in mano, perdonami, ti portano in questura, cioè non è che ti lasciano lì, no, prego, vada pure in giro col coltellazzo, non c'è problema, ma mi sembra una roba sacrosanta. Se sei sospettato di voler provocare casini, ti portano in questura e stai lì 12 ore, Dio mio, cosa sarà? E ti rifanno anche caricare il telefonino se hai bisogno, dai, ci sarà una presa USB. Ora ti arrestano pure se non hai fatto niente. Stupendo veramente. Oggi il Fatto Quotidiano, che chiaramente si parla anche di Vannacci, non glielo daremo. Vannacci perde già il simbolo, è di un ex 5 Stelle. Giriamo e andiamo sul giornale, dai, un po' più di sicurezza nella vita ci vuole. Prima di tutto il giù la maschera di Luigi Mascheroni, che si intitola L'oro al bidet. Avete capito a cosa mi riferisco? Pensavamo che gli atleti olimpici arrivati in Italia si stupissero di altre cose, di Milano, di Cortina, del fatto che non esista un collegamento diretto Milano-Cortina, o che siamo un paese dove ancora la vita non costa molto, a parte a Milano e a Cortina, di qualsiasi cosa. E invece, per dire la scala di valori nei bisogni quotidiani, si sono stupiti del bidet, il bidet olimpico. Open to Maraviglia! Un villaggio olimpico, 6 edifici, 1154 bidet, uno per stanza, ci mancherebbe che lo facciamo in compagnia. Sui social gira una carrellata di video in cui gli atleti di tutto il mondo, persino i francesi che lo inventarono ma poi non lo usarono mai, reagiscono con curiosità e stupore di fronte a uno strano oggetto non identificato. Barbari. Tarquinio Prisco doveva lasciarvi senza fogne, Vespasiano senza bagni pubblici, Caracalla senza terme. Cari delegati e atleti di tutto il mondo, mentre voi eravate ancora sugli alberi, noi non solo eravamo già froci, ma avevamo un efficiente sistema fognario e pure il bidet. Speriamo solo che gli stranieri non se ne lamentino, reputandoli estranei alla loro cultura, altrimenti la sinistra, come ha fatto coi crocifissi nelle aule, li fa togliere da tutti i bagni i bidet. E tutto ciò proprio mentre, geopolitica del bidet, il sindaco di New York Mamdani vuole installare il sanitario nella sua residenza ufficiale di Grace Mansion e importarne l'uso negli States. Un altro motivo di orgoglio per noi italiani, che così possiamo continuare a guardare con sufficienza tutti gli altri popoli, per una volta persino dal basso.
in alto. Viva i bidet! E se avete Instagram vi sono apparse sicuramente le scene di questi atleti internazionali che fanno il giro della loro cameretta, oh ma bellissima davvero, toccano il letto che non si rompe perché non è di cartone, assaggiano le lasagne, la pizza, cenano con Mattarella e soprattutto bellissima la scena che aprono la porta della loro stanzetta e fuori c'è Cortina, c'è la neve, un paesaggio stupendo. Insomma, sembrano proprio contenti. Giro la pagina solo sul quotidiano Il Giornale? No, non la giro perché in prima pagina c'è il titolo principale. L'Italia è più sicura, ma la sinistra difende i criminali. Tutte le misure antiviolenza, fermo preventivo e più tutele sulla legittima difesa. La Premier, lo Stato non si gira più dall'altra parte. In taglio alto però, giochi, stasera la cerimonia, folla e insulti pro pal per la fiaccola. Te l'ho detto, questi soffiano sulla fiaccola, vogliono spegnere il braciere. Ce l'ho qua il braciere in Piazza Duomo, signori, la fiamma a Milano. Mattarella scherza con gli atleti e... Te l'ho detto, la bella sensazione, insomma, che stiamo provando in questi giorni, anche se non siamo a Milano, siete in giro per l'Italia, però vedere queste immagini ci fa capire come forse abbiamo fatto bene a insistere tanto noi della Lega per avere queste Olimpiadi. Siamo sempre in prima pagina con Il Giornale, strategia eversiva nelle città, i guerrieri senza volto, chi attacca la polizia, ancora una volta gli antagonisti in azione a Torino, ma abbiamo sentito anche a Milano si preparano. New York islamizzata, il musulmano Mandami celebra il velo e poi la super causa contro Corona, danni per 160 milioni, li chiede Mediaset. Entriamo all'interno del quotidiano Il Giornale che, come vi dicevo, spiega molto bene quella che è stata la novità in Consiglio dei Ministri nelle ultime ore. Poi ne parliamo, alle 8.45 arriva il senatore Marco Dreosto e alle 11 Igor Iezzi. Ecco il decreto antiviolenze a pagina 2 del Giornale, fermo di 12 ore, 3 anni per le lame, quindi non potremo più gridare lame rotanti, no, 3 anni. Via libera al nuovo pacchetto, tutele in più per gli agenti e per la legittima difesa, che, attenzione, tutele in più non solo per gli agenti, ma per chiunque, si è fatta questa differenza, cioè un qualcosa che riguarda tutti quanti. Se ti sei difeso, non vai automaticamente nel registro degli indagati, che tu sia un agente, che tu sia l'ultimo stupido che camminava per strada. Piante dosi non sono norme liberticide. Nordio, evitiamo il ritorno delle BR. Le novità: numero 1, il divieto per i violenti. Verranno fermate le persone sospette e trattenute fino a un massimo di 12 ore prima di manifestazioni pubbliche. Sono previste in relazione alla possibilità che venga indicato un pericolo per l'ordine pubblico. Quindi, se vedo che non arriva il regista Simone una mattina, so dove si trova, lo vado a cercare in questura. 2. Stretta sui coltelli ai minori, divieto di vendere anche sul web armi improprie ai minori, in particolare strumenti da punta e taglio con sanzioni amministrative che vanno da 500 a 3.000 euro fino alla revoca della licenza. Punto 3. Lo stop a chi entra in Italia. Non potrà entrare in Italia chi ha commesso il reato di alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti e di porto d'armi per cui non è ammessa la licenza e di particolari strumenti da punta e taglio. Punto 4. Un filtro legale per la polizia. Estendere le garanzie legali per forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, assicurando la copertura delle spese di difesa anche nei casi in cui l'iscrizione nel registro degli indagati avvenga come atto dovuto. Queste le principali novità che poi vengono spiegate e straspiegate su tutti i quotidiani, mentre naturalmente la sinistra fa già le barricate, operazione propagandistica, vogliono soffocare il dissenso. Che ne pensate voi? Va soffocato il dissenso, e soprattutto quando vuole soffocare te e ti vuole far fuori a martellate? 3, 4, ma martellette.
martellettate si dice, ok, un martelletto. 340 6709 659. Scrivete a Radio Libertà, che io tra poco leggo i vostri messaggi. Meloni rivendica l'approccio duro. Mantovano trovata l'intesa con il Colle, perché la paura di queste ore era proprio di far qualcosa che non gli va bene al Colle, e quindi in effetti abbiamo depurato un pochettino le robe. Molte robe non sono entrate nel decreto, ma si farà un qualcosa di un po' più lungo, va bene, un DDL, cioè parleremo in Parlamento, ma ne parleremo e passerà, perché ci sono cosette belle belle. 2 ore di Consiglio dei Ministri per l'ok. Il sottosegretario evoca il punto di caduta Toni Bassi, vedete Toni Bassi, perché altrimenti dal Colle ci guardano. Prosegue il quotidiano Il Giornale sulle misure di questo pacchetto sicurezza, e quindi ecco qua il grafico: divieto di partecipazione a manifestazioni disposto dal giudice in caso di condanna per terrorismo e eversione, devastazione e saccheggio, lesioni a forza dell'ordine, sanitari e arbitri, anche gli arbitri, il fermo preventivo fino a 12 ore, applicabile a persone ritenute pericolose per i cortei, con precedenti specifici. Gli obblighi procedurali sono la notifica immediata al pubblico ministero, che può anche dire di no, chiusa parentesi, comunicazione dell'ora del fermo e dell'eventuale rilascio, eventuale, mica è detto che ti rilasciamo, e il PM ordina il rilascio se mancano i presupposti, appunto, e quindi tanti saluti. Tutele per i cittadini e forze di polizia. Nei casi di causa di giustificazione evidente, legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità, il PM procede con la notazione preliminare separata, quindi non è più registro degli indagati. Disciplina dell'attività di indagine, ok? Non è finita in questo decreto anche il divieto di vendita di armi improprie ai minori, sanzioni da 500 a 3.000 euro, fino a 12.000 in caso di reiterazione e revoca della licenza, obblighi per gli esercenti, il registro elettronico giornaliero delle vendite e le sanzioni anche qua da 2.000 a 10.000 euro. Si entra in vigore tra 60 giorni. Anche le armi e il loro ingresso in Italia, il divieto d'ingresso per chi ha commesso reati di alterazione di armi, fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, porto d'armi senza licenza, e il divieto sul porto di coltelli e strumenti da taglio. Divieto assoluto, lame flessibili o a scatto, lame a farfalla, lunghezza oltre 5 cm, reclusione da 1 a 3 anni. Guardate per favore nelle vostre tasche, tirate fuori il coltellino o il macetino da tasca e misuratelo, grazie. Divieto senza giustificato motivo, lame affilate o appuntite oltre 8 cm, reclusione da 6 mesi a 3 anni. Pensateci prima di uscire di casa. Sanzioni accessorie del prefetto, sospensione della patente, questa è una cosa che fa girare le balle ai giovani, sospensione o divieto di porto d'armi, e per i minori la sanzione da 200 a 1.000 euro, naturalmente paghiamo noi genitori. La difesa torna legittima, un paracadute per tutti, è il bel titolo, lo amiamo, che oggi ha il quotidiano Il Giornale, che secondo me è uno dei migliori su questo fronte. Ma intanto c'è la tattica degli antagonisti. Spuntano i guerriglieri senza volto. La nuova strategia eversiva: reclutare violenti incensurati per eludere i sistemi di riconoscimento. E in taglio basso, senti qua, clima pesante a Roma, doppio assalto contro Fratelli d'Italia e i giovani leghisti. Aggrediti i militanti del liceo Visconti, Arianna che dice i figli dell'odio. Se è vero che lo stato di salute di una democrazia si valuta anche dalla libertà di parola e di pensiero, l'Italia non sta benissimo, e non perché c'è la repressione del governo, come amano dire a sinistra, ma perché proprio da quelle parti stanno crescendo giovani politici che sono incapaci di confrontarsi con chi ha un pensiero diverso dal loro. L'ennesimo esempio di violenza politica arriva da Roma, liceo Visconti, il più antico della capitale. Qui la Lega Giovani ha provato a fare un volantinaggio come tanti all'esterno della scuola, ma i suoi militanti sono stati aggrediti verbalmente dal collettivo rosso dell'istituto. O la pensi come loro
o non puoi volantinare. Torneremo ancora davanti alla scuola, orgogliosamente, in difesa dei principi della democrazia, ha dichiarato l'onorevole Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale della Lega Giovani, che si trovava davanti all'istituto. Non è il primo e non sarà l'ultimo episodio di questo tipo, e l'unico motivo che viene addotto dai collettivi per le aggressioni è sempre il solito: sono fascisti che provocano. Oh, ancora siamo fascisti, non abbiamo più Vannacci e continuiamo a essere fascisti. Ma se siamo fascisti noi, Vannacci che cos'è? Mi fermo ragazzi miei, perché poi il cuore, datemi un'altra pastiglietta. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano Il Giornale, arrivano novità anche sul ponte sullo Stretto, via libera al decreto. Il Consiglio dei Ministri dà l'ok al testo che supera i rilievi della Corte dei Conti, la regia affidata al MIT. Paginone oneone oggi sul quotidiano Il Giornale, ma anche un po' più tristemente anche sui giornali di sinistra. I legami tra la destra USA e Vannacci, titola Il Giornale a pagina 10. Orwell, un progetto con il generale, Salvini lo punge sul vincolo di mandato. E questa roba, ragazzi, quante volte ne abbiamo parlato? Cos'è che ha detto Salvini? Che nell'ultimo anno in 300 hanno cambiato cadrega all'interno del Parlamento, e basta. Ma cambiamola sta Costituzione. Destra e sinistra non ci possiamo mettere d'accordo su questo? No, mai. Fedriga, a Un Giorno da Pecora, ha detto: il seggio merito suo, non conosce i metodi, perché Vannacci aveva dichiarato che è stato merito mio, io, eccetera. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato l'uscita di Roberto Vannacci dalla Lega a Un Giorno da Pecora. Ora sto meglio, premette, sottolineando le distanze politiche con il generale. Sta meglio nel senso che non c'è più il generale. Poi l'esponente del Carroccio risponde all'ex leghista sul seggio di Bruxelles. I seggi vengono assegnati a una forza politica. Il seggio non è delle preferenze, altrimenti dovremmo analizzare quante preferenze sono venute dalla Lega e quante davvero per Vannacci. Quindi per Fedriga Vannacci non conosce i metodi elettorali. Così se ne parla quest'oggi in un altro paginone sul quotidiano Il Giornale, ben ricco di argomenti, e ce n'è un altro che affronta solo il quotidiano Il Giornale e che spero troviate oggi sul sito di Radio Libertà, nella rassegna stampa secondo Sammy Varin. Lo sapete, ci sono dei trafilettini in cui mettiamo dentro delle notizie molto diverse da quelle pubblicate dai giornaloni e che riguardano magari argomenti per noi importantissimi, e Mago Varin lo sa. Pagina 19 del Giornale, Maria Sorbi ci parla del nodo immigrazione, di un'integrazione fallita e dell'SOS mutilazioni genitali. A rischio 16.000 bimbe. Denunce? Solo 14 ogni anno. In Italia 88.000 vittime della pratica illegale delle mutilazioni genitali. Spesi 5 milioni per il numero di emergenza inutilizzato. Mariama viene portata all'alba in un luogo appartato, così quando urla non la sente nessuno. La tagliatrice procede in pochi minuti e la mutilazione genitale avviene con lamette disinfettate artigianalmente. Poi la madre e la nonna le legano le gambe per almeno 10 giorni per rendere più rapida la cicatrizzazione. Dopo questa fase la ragazzina sarà lentamente reintrodotta nella comunità, dove verrà colmata di doni e festeggiata per il suo ingresso nel mondo femminile. Non siamo nella più sperduta tribù africana, ma in Italia, dove l'Islam si impone con tutta la sua violenza e calpesta i diritti delle bambine, impedendo l'espressione della loro femminilità, soffocando ogni forma di libertà e di integrazione. Lo stesso destino di Mariama lo subiscono Fatou, Samalia, Amale e altre 16.000 ragazzine sotto i 15 anni destinate alla mutilazione. Bravo il quotidiano Il Giornale, che parla di come ci stiamo facendo soffocare dalle tradizioni, perché sono tradizioni dell'Islam e della Sharia. Vergogna
Italia. Intanto però Mandani celebra il velo e islamizza New York. Attenzione ragazzi, lo sapete, ciò che accade in Francia, ciò che accade in Inghilterra e anche in America, poi arriva anche qua. Devo essere davvero maco a dirvi ste cose. Mandani, il neosindaco di New York, celebra il velo. L'ufficio del sindaco festeggia la giornata dell'hijab. Ira delle attiviste, sta con chi opprime le donne. Il primo cittadino musulmano scatena la polemica, signori. Se ne parla solo chissà perché sul quotidiano Il Giornale. Che facciamo? Si fogliamo? No, dai, per par condicio vado su Repubblica, dai, vi faccio sognare con il titolone di apertura sulla Repubblica, la sicurezza della destra. Il governo vara il decreto, fermo preventivo di 12 ore, scudo agli agenti, stretta sui coltelli. Meloni, indignata con i giudici che scarcerano i violenti. L'opposizione, norme liberticide, ma anche su quotidiano Repubblica c'è Vannacci che sfida Salvini, non voteremo le armi per l'Ucraina, e te l'ho detto, e passerà la giornata ad abbaiare come quelli di Grande Nord, sai, quelli che si fanno le leghe dalla mattina alla sera, fortunati loro, no? Che abbaiano su qualunque cosa, giustamente loro non la possono fare e giustamente abbaiano se noi facciamo qualche cosa. Siamo sempre sul quotidiano Repubblica, tra i trafiletti c'è un caso Gali, signori. Voi che siete in giro per Milano, guardatevi intorno. Se vedete un tipo strano, o è uno dell'AIS o è Gali che dice non ho potuto cantare l'inno. C'è una terza possibilità, che sia il nostro regista Simone. Assolutamente sì, è possibile. Giro su Repubblica, la Premier lancia la sua campagna, è già derby a destra con la Lega. E lo amiamo, fare un derby a destra noi della Lega con la Premier Meloni, con Fratelli d'Italia. Forza Italia è già fuori dalla coalizione, non c'è più, ci piace, la amiamo. L'ultimo assalto dei ministri Falchi prima del sì, potevamo essere ancora più severi, i distinguo di Tajani, ok? Cioè Tajani, Forza Italia è quello che fa il distinguo, ma lo facciamo per Berlusconi e prende un voto in più, e che cazzo. Vannacci, prima sfida al governo, voteremo contro le armi a Kiev. Due deputati leghisti vicino al fondatore di Front National annunciano un emendamento al DL Ucraina, FN e Front National. Salvini lo attacca, vale meno di Renzi e Calenda, è vero, è come votaggio, ma poi ci sono dei sondaggi che lo danno quasi al 5%, e ripropone il vincolo di mandato. Mi dite qualcosa su sta cosa del vincolo di mandato? Ci state che lo riformiamo, cerchiamo di fare qualcosa di fatto bene, perché non è giusto. Noi votiamo una persona all'interno di un partito, votiamo quel partito, vogliamo che lavori in quel partito e poi va dalla parte opposta e uscendo da quel partito favorisce l'opposizione, cioè il partito che voi non vorreste mai vincesse. Non mi dimetto dal Parlamento europeo, i voti sono miei e grazie a me sono scattati 2 seggi alla Lega, così dice Roberto Vannacci. Repubblica si occupa anche dei contributi al partito, neopartito di Vannacci, che non sappiamo ancora che simbolo avrà perché stanno litigando. I contributi al partito da versare alla moglie, finanziatori top secret, dai contatti russi a riferimenti negli USA, la rete per raccogliere fondi, in campo il massone faccendiere Ferramonti, denuncia Repubblica, ma soprattutto i tanti club di Vannacci che si sono incazzati in queste settimane perché non è arrivata neppure una lira e Vannacci non l'hanno visto neanche in fotografia. Ultima segnalazione da Repubblica, un po' di fango per la Lega ci vuole, chiaramente, dicevamo prima, con un saluto a tutti i vecchi colleghi che ora si fanno le leghe dalla mattina alla sera e sono andati a intervistarli. Quelli di Repubblica sono andati a pagina 23 oggi di Repubblica a Gemonio, dove abita il grande Umberto Bossi. L'ira dei vecchi bossiani, Lega distrutta da Matteo, lui
peggio del generale. Viaggio a Gemonio tra i fedelissimi del senatore, da Leoni a Grimoldi, quello appunto che si fa alle leghe, Carroccio ormai spostato all'estrema destra. E anche queste sono robe che ci fanno ridere, perché insomma ce ne siamo liberati di quella che forse, chi lo sa, era estrema destra e siamo ancora estrema destra, con un saluto naturalmente a tanti personaggi che compongono, a un certo punto si parla anche di Radio Padania, assolutamente, sì, sì, sì. Un'altra volta ha anche detto: i fascisti andremo a prenderli casa per casa, in questo caso si parla dei vecchi ricordi, Roberto Bernardelli, Bossi, poi è arrivato Salvini, uno che non è mai stato un genio, e posso ben dirlo perché sono stato 20 anni in consiglio comunale a Milano, dice il Bernardelli, e poi a un certo punto è arrivato questo giovane che si faceva gran pubblicità personale grazie a Radio Padania. Quanto al generalissimo, l'ho incontrato una volta solo alla presentazione del suo libro, gli ho detto: ma lei è favorevole a un'Europa confederale, a un'Italia delle macro regioni? Ha risposto sì, per il resto è uno dell'estrema destra fascista. Sì, anch'io ho cercato di insegnargli a Vannacci autonomia, l'ha detto una volta, poi se l'è dimenticato. Ci fermiamo, ma chiaramente se volete un po' ridere, con un abbraccio a tutti quelli che lo spadone l'hanno sotterrato e prima o poi magari si decideranno a ritirarlo fuori. Un abbraccio ai vecchi compagni di partito che sono rimasti senza cadrega e si sono offesi, passando alle varie leghe alpine lombarde fin dai tempi, ai vari patti per il nord, e poi sono uscito dal patto per il nord, adesso vado con Vannacci. Sì, ma decidi che ricominci da capo ogni volta? Ci fermiamo, c'è la pausa, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata ventosa e ancora molto instabile sull'Italia, con ulteriori precipitazioni provocate dall'ennesimo fronte atlantico di questa settimana. Nella prima parte della giornata piogge diffuse soprattutto su Lombardia, nord-est, Umbria e regioni tirreniche. Qualche fenomeno potrà interessare anche la Sardegna, precipitazioni più rare sui restanti settori. Nel pomeriggio piogge in attenuazione, ma ancora possibili soprattutto su Triveneto, Umbria e regioni del medio e basso Tirreno. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
c'era dentro te soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Lungo la tua via tu non temere, se resti puro nell'anima, e anche quando avrai qualche incertezza sarà il coraggio a decidere, credi in te. In ogni attimo tu potrai scegliere e non dimenticare che dipende da te. Respiro libero, urlo nell'anima, nelle tue mani, se vorrai il tuo destino respiro libero, urlo nell'anima, nelle tue mani, se vorrai il tuo destino Un bel monito, anche politico se volete, rivolto a tutti noi e a tutti voi: non arrenderti mai. Pensate quante volte abbiamo detto: ma io mi arrendo politicamente, appunto, ma io esco dalla Lega, mi faccio un altro partito, ricomincio da zero, e poi anche quel poco che si riusciva a fare nella Lega non riesce a farlo. Ma anche nella vita di tutti i giorni, non arrenderti mai. E lui è uno che non si è mai arreso, Luca Minnelli, con questo pezzo Nelle tue mani, divenuto storico, cantato da Bocelli, che sarà questa sera, certo, qui a San Siro. Luca Minnelli sicuramente non ci sarà, perché è un indipendente, è un tenore di Venezia che ha fatto la gavetta cantando sulle gondole. Ora
parte in tournée in tutto il mondo con una grande orchestra. 17 aprile Dubai, 26 Baku, 29 Izmir, poi Istanbul, Kazakistan, Cipro. Bravo Luca Minnelli, lo trovate su tutti gli store digitali e su YouTube. Giro di WhatsApp al 34067096959, vi siete scaldati con la nostra rassegna stampa, me ne scrivete di tutti i colori, bravi. Il disertore e il pentastallatico andranno d'amore e d'accordo, scrive Gian. Buongiorno, Vannacci non è la malattia, è il sintomo di un grave disagio per la mancata risoluzione dei problemi sicurezza e migrazione. Lo stesso decreto sicurezza è stato sterilizzato dal Quirinale e lo stesso fermo preventivo inattuabile, mentre si doveva prevedere l'espulsione immediata degli extracomunitari al primo reato qualunque esso sia. Ci fa notare Roberto da Parma. Ho capito, Roberto, ma se esci da un partito di governo stai lì ad abbaiare e basta, capisci? E abbaiando praticamente dai una mano all'opposizione che sta abbaiando allo stesso modo, dicendo le tue stesse cose, capisci? Io avrei cercato di cambiare le cose stando al governo, stando in un partito di governo, facendo sentire che c'è un malessere riguardo a determinate riforme che ancora non si fanno, ma sto parlando per me stesso. C'è anche un messaggio audio sul cursore, sentiamolo. Signori, buongiorno. Semmi, oggi l'inizio delle Olimpiadi, la cosa mi interessa ovviamente fino a un certo punto. Ho sentito parlare di sta benedetta storia del bidet. Pensa che 50 anni fa in uno squallido, veramente squallido, hotel di Parigi, mi trovavo colà per un viaggio di piacere, c'era un bidet in mezzo ad una stanza scarsa, una schifezza. Comunque il bidet è stato inventato dai francesi nel 1710 da Christophe de Rosier, un nom qui travaillait à la cour du roi. Très bon. Vabbè, adesso non parlo francese, poi lo parlo alla capocchia. Comunque l'hanno inventato i francesi, è roba loro, per cui non ho capito com'è la storia. Vabbè, dai, tira mannanza. Ok, sì. Buon proseguimento, non ho altro da dire. Qui piove, io ne sono felice. Ciao, ciao. Grazie, chiaro, anche noi, caro, siamo contenti della pioggia, ma poi smette, vai sicuro, quindi su Milano stiamo sicuri. Ci abbattiamo in pace per Milano e chissà mai che incontriamo Vance, Sembra truccato, sembra Elio e le storie tese. Renzi dice: noi possiamo vincere, tu hai il 2%, dove cavolo vai? Come dicono in Toscana, ma buttati a mare. Il Colle è da sbancare con i Caterpillar. Io prendo le distanze da questi messaggi. L'opposizione fa il suo mestiere, siamo noi che non sappiamo fare un cacchio oltre che frignare. Avanti a tutta forza e succeda quello che succeda, che è sempre meglio di ora. Saluti Enzo. Vogliamo fare? Siamo al governo, ma lo sai bene, c'è una coalizione, la Lega ha pochi voti. Chiaro che se vi fate le leghe o se andate con Vannacci non pensate che si possa fare di più, sicuramente si fa di meno. Io compassione di chi dovrà riordinare le camere degli atleti, mi sono spiegata. Semmi, blocco immediato degli sbarchi e spero che non si diano più le pensioni ai parenti anziani dei nuovi italiani. È proprio su questo che la Lega sta puntando. Ma se è vero, siamo fuori di testa, brava Graziella. Mi rituffo sui quotidiani, tra poco poi c'è anche il Qui Parlamento e quindi approfondiamo sugli argomenti del giorno. Vi do subito l'anticipazione dell'apertura del quotidiano La Verità, che è l'unica che apre con la clamorosa sentenza: dopo quasi 5 anni a Trieste, portuali anti-Green Pass assolti. Fu lo Stato a forzare la mano, quelli che venivano spruzzati via con gli idranti. Erano a processo per avere spinto sugli scudi degli agenti, avere lanciato in aria una bottiglietta vuota, uso d'arma impropria. Ridicolo se pensiamo ai fatti di Torino, ritenuti non punibili pare per condotta arbitraria dei pubblici ufficiali. Loro infatti non stavano compiendo violenze, ma furono attaccati perché erano diventati troppi e potevano essere un simbolo, come dimostra un documento inedito che pubblichiamo, titolo unico che compare oggi sul quotidiano La Verità. Qui
Parlamento. Ma adesso cambiamo argomento e chiaramente, a parte la situazione Olimpiadi, siamo tutti qua a cercare Tom Cruise a Milano. Hai visto Tom Cruise? No, orco, c'è solo Gali. Ma cosa vuole? Se sta scendendo le scale Gali, non apritegli. Parliamo di cose serie, parliamo con il senatore della Lega, Marco Dreosto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Sempre un piacere, Marco. E torniamo all'informativa del ministro dell'Interno. L'altro giorno sei intervenuto sulle polemiche riguardante la presenza dell'AIS in Italia per le Olimpiadi invernali che si inaugurano proprio questa sera a Milano. Cosa hai messo sul tavolo, Dreosto, riguardo questi argomenti e naturalmente, se vuoi, anche una battuta su quello che si sta muovendo in queste ore. Abbiamo visto su tutti i giornali questo decreto sicurezza che da una parte ci rincuora, qualcosa di buono si sta muovendo, dall'altra manca ancora qualcosina, ma dicevo prima di averti in linea, insomma, è meglio essere in battaglia per cambiare questo paese che uscire fuori e fare bau bau, magari in compagnia dell'opposizione. Dreosto. Sì, devo dirti che è stata una settimana molto interessante al Senato, dove il ministro Piantedosi addirittura è intervenuto per due situazioni molto particolari, sia per quanto riguarda l'AIS, quindi questo Dipartimento di Sicurezza americano sul quale si sono montate straordinarie polemiche, in particolare da parte dell'opposizione, come al solito sterili e assolutamente smontate punto su punto da un'esposizione puntuale, da un'illustrazione puntuale del ministro Piantedosi, che ancora una volta ha dimostrato quanto è preparato nel gestire in termini di sicurezza tutte le situazioni che il momento storico e anche il nostro paese evidentemente sta affrontando. E l'altro tema ovviamente era quello dei drammatici fatti di Torino, per i quali dopo fortunatamente abbiamo, e ne parleremo, il nuovo decreto sicurezza, benché, come hai detto tu, non sia esaustivo, ma sia comunque uno strumento importante e funzionale a porre le basi per far sì che i nostri cittadini soprattutto si sentano più sicuri in tutte le situazioni in cui si trovano. Per quanto riguarda i fatti dell'AIS, come dicevo, c'è stata una forte speculazione politica. Il ministro ha spiegato molto bene che esistono trattati internazionali, siglati tra l'altro da diversi governi, che prevedono collaborazioni tra istituzioni italiane ed istituzioni in termini di sicurezza internazionali. Ed in questo caso la presenza della sicurezza americana è esclusivamente tecnica, lavorerà dalle prefetture ed è prevalentemente di carattere informativo e preventivo e quindi non operativo. Io sono voluto intervenire soprattutto per significare quanto il nostro paese stia facendo in termini di sicurezza, quanto stiano facendo le nostre forze dell'ordine in termini di sicurezza, e quindi qui ancora una volta colgo l'occasione da questa radio proprio per mandare un ringraziamento a tutti coloro, uomini e donne, che ogni giorno, voglio ricordarlo, servono il paese e si mettono a disposizione per contrastare tutti quei fenomeni di cui in questi tempi stiamo purtroppo vedendo, e lo fanno silenziosamente, senza chiedere nulla in cambio, se non la certezza della pena e la sicurezza di lavorare per il bene del paese senza correre il rischio che purtroppo abbiamo visto accade troppo spesso, di incorrere loro stessi in sanzioni che poi delegittimano anche quello che è l'operato delle forze dell'ordine. Ho voluto anche fare, guarda, un piccolo passaggio, lo ripeto anche qui, ma non in forma speculativa, ma proprio perché spesso noi parliamo di generali o di ex generali e ci dimentichiamo invece che ci sono le truppe, che ci sono le forze dell'ordine, che ci sono le persone che non tradiscono mai e ogni giorno sono a disposizione del paese e dei cittadini, proprio con la loro faccia e con il rischio di non solo prendere le botte, come abbiamo visto, ma anche di essere qualche volta accusati da certa magistratura. E questo è un tema evidentemente all'ordine del giorno, che è stato ieri affrontato in maniera, direi, incisiva da parte del ministro Piantedosi con la presentazione di questo decreto, che voglio ricordare è un decreto che è stato fortemente sostenuto dalla Lega. Io penso che il nostro movimento sia un movimento che ha sempre mirato non solo a rappresentare i territori, a difendere i territori, ad essere vicino ai territori, ma a dare risposte concrete ai cittadini, tutti i cittadini,
che si aspettano solo di poter vivere serenamente a casa loro o andare tranquillamente agli eventi a cui vogliono partecipare senza il rischio di essere derubati o di essere malmenati. Questo decreto, come dicevi tu, vedrà poi l'ulteriore rafforzamento attraverso una legge, un disegno di legge che sarà proposto direttamente dal governo e su cui stiamo sinergicamente lavorando anche come Lega. Voglio ricordare che c'è il sottosegretario Molteni che è ogni giorno impegnato in questa importante attività. Lui tra l'altro ha una delega importante che è quella alla polizia, e voglio sottolineare le cose che in questo decreto sono già operative da subito, che sono cose che vanno dal rafforzamento delle zone rosse. Guardate, io vengo dal Friuli Venezia Giulia, in Friuli Venezia Giulia. Ieri a Trieste alcuni carabinieri sono stati circondati dai Maranza che li hanno minacciati, e queste cose non possono più avvenire. Noi abbiamo chiesto il rafforzamento di tutte quelle zone che per diversi motivi vanno dalle stazioni ad alcune aree delle nostre città che sono soggette ormai prevalentemente alla presenza di questi soggetti, per rafforzarne il controllo e dare alle forze di polizia quegli strumenti che poi possono essere messi in atto per restituire legalità. Abbiamo per esempio inserito la stretta sulle lame. Anche questo è inaccettabile. Non è giustificato che giovani, magari stranieri, spesso di seconda generazione, che si qualificano come Maranza per questioni culturali, girino per le nostre strade con i coltelli. Questo è inaccettabile. Mio figlio e i miei figli, penso ai nostri figli, mai si sono permessi di andare a scuola, di andare in giro con un coltello. E anche qui il divieto di vendita ai minorenni di coltelli o comunque di armi atte ad offendere diventa legge, con penalizzazioni non solo per i soggetti che trasportano le armi, ma anche per chi gliele vende. Come per esempio un altro aspetto è il blocco dei facinorosi, questi soggetti che si insinuano nei cortei, che sono sempre loro, sempre gli stessi, vanno da Palermo ad Aosta, si spostano quando ci sono manifestazioni. Bene, se sappiamo chi sono, bisogna in qualche maniera che interveniamo prima che arrivino le manifestazioni, e questo decreto lo permette, e li tratteniamo almeno per alcune ore, come accade per coloro che hanno dei DASPO agli stadi e vengono intercettati prima e vengono convocati ed intercettati prima di andare allo stadio. Ma un altro aspetto importante per mettere esame è quello della tutela processuale, cioè le persone che agiscono nell'interesse dello Stato, cioè non devono essere preventivamente o automaticamente iscritte in registri degli indagati, anzi per loro deve esserci sempre la presunzione di innocenza e poi la causa di giustificazione. Questo è previsto in questo decreto. È un decreto tra l'altro che rafforza anche la sicurezza per tutti i cittadini. Voglio ricordare che sono state introdotte norme per lo stop ai borseggi, e in questo caso, a differenza di quanto veniva prima, oggi è possibile agire d'ufficio senza bisogno di una querela della vittima per intercettare, bloccare o denunciare coloro che sono gli autori di questi gravi e lesivi atti. Potremmo parlare del DASPO urbano, ma anche di altre cose. Io voglio raccontare anche quello che è in divenire. Sì. In divenire c'è una proposta importante che è già sul tavolo del ministro Piantedosi, ad esempio di reintrodurre quello strumento che avevamo visto particolarmente efficace nei decreti Salvini, che era intercettare quelle navi, quelle barche che praticamente si approssimano con migranti ai nostri territori, soprattutto in momenti di pericolo per l'interesse nazionale, intercettandoli e bloccandoli e riconducendo eventualmente chi è a bordo di quelle navi in paesi sicuri, oppure noi abbiamo anche strutturato i famosi centri in Albania per ricoveri temporanei. Insomma, una serie di iniziative che evidentemente vanno a rafforzare il sistema di difesa dello Stato, ma io voglio dire soprattutto la difesa dei bravi cittadini, perché la Lega sta sempre dalla parte dei bravi cittadini e attraverso strumenti che secondo me oggi permettono anche la loro applicazione da parte dei giudici, andiamo incontro a chi ci chiede più sicurezza, a chi ci chiede più legalità e soprattutto a coloro che hanno interesse di vivere serenamente le loro giornate senza la preoccupazione di ritornare a casa e di trovare la casa svaligiata, di andare in piazza e rischiare di prendere le botte, di andare sul treno e rischiare di essere rapinati.
E io posso solo ringraziarti per questo lavoro che la Lega, il centrodestra ha fatto, un lavoro, lo vogliamo ricordare in 30 secondi, che è stato approvato anche dal Colle, perché in queste settimane eravamo tutti lì a guardare in alto come i gattini che fanno miau miau a vedere cosa diceva il Colle, e quindi abbiamo aggiustato la cosa come vorrebbe il Colle, e la cosa funziona, anche perché il bello arriverà ancora tra una settimana, quando in questo momento sto mostrando il quotidiano Libero a pagina 3, e tra 7 giorni via libera, lui lo chiama proprio con le parole potenti, al blocco navale per i migranti clandestini. Poi non sarà un vero e proprio blocco navale. Noi Vai. non vogliamo, ecco, questo deve passare come messaggio, noi non vogliamo uno Stato di polizia. Bravo. Noi vogliamo uno Stato sicuro per i nostri cittadini. Questo è il concetto che deve passare e che è praticamente scritto in questo decreto, ma anche nella norma che arriverà, come hai detto tu, a brevissimo tempo. Quindi, signori, poi state a vedere cosa starnazzeranno quelli dell'opposizione e anche quelli fuoriusciti dalla Lega, che faranno il coro con loro. Grazie al senatore Marco Dreosto. Buon lavoro, Marco. Grazie, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin. Mazza, quanti messaggini che mi avete spedito al 340-6709-659. Inviate che poi li leggiamo. Ricordate, sono in diretta fino al 9:30, ma poi ritorno dalle 11 a mezzogiorno. No, io volevo tornare sul quotidiano La Verità, perché appunto per voi Novax, la verità è vostra. Il titolo: portuali anti-Green Pass assolti, fu lo Stato a forzare la mano. Ok? Tra i titoli in prima pagina: fermi, bosseggiatrici, coltelli, sì al decreto sicurezza. Ecco cosa c'è. La Meloni dice servono giudici più duri. La Corte europea straccia le volontà del malato, sì all'eutanasia forzata. Il testamento biologico non ha valore, il verdetto crea un precedente in tutti i paesi UE. Firmò il biotestamento per essere tenuto in vita anche se in stato vegetativo, ma i medici, con l'ok dei giudici, lo soppressero lo stesso. Ora la Corte europea dei diritti dell'uomo scagiona la Francia per quella decisione presa in virtù di una sua normativa. Prossima tappa: l'eutanasia forzata? Sul quotidiano La Verità entro all'interno ed eccola qua: assolti i portuali di Trieste, non lo Stato. Si sapeva già, ma ora lo dice anche un giudice. Chi protestò contro il Green Pass non commise alcuna violenza. La sentenza inoltre potrebbe sancire l'illegittimità dell'azione repressiva, intrapresa non per pericoli reali, vedi Torino, ma per il successo dell'evento. Scrive oggi Mario Giordano solo sul quotidiano La Verità. Per 3 di loro il fatto non costituisce reato, elemento che apre prospettive rilevanti. Il documento inedito della prefettura, pubblicato oggi dalla Verità: troppi manifestanti, usate gli idranti. Lo so, con questo quotidiano ci avranno bloccato definitivamente su YouTube e su Facebook. Se non ci sentite più, passate sul sito radiolibertà.net o scaricate l'applicazione di Radio Libertà. A dire queste cose lo sappiamo. C'è una certa community che ci vuole zitti. I giudici: Roggero doveva tranquillizzarsi. Si parla di toghe rotte a pagina 9 della Verità, e sono uscite le motivazioni della condanna in appello per duplice omicidio del gioielliere di Grinzane e Cavour che ha sparato ai rapinatori. La difesa è legittima solo se l'aggressione è in corso. I malviventi stavano salendo in auto per allontanarsi, non c'era pericolo. Sì, ma lui pensava che avessero rapito la moglie. Fatto sta che Mediaset fa causa a Corona e gli chiede 160
60 milioni. Ma la notizia che interessa a me in taglio basso con Mirella Molinaro che scrive: clandestino minaccia gli agenti con un macete. Blitz nei boschi della droga del Varesotto, smantellato bivacco con dosi di cocaina, il pusher alla vista dei poliziotti ha estratto una lama di 30 centimetri, poi l'arresto. State attenti anche voi che avete cominciato a girare con il macetino da tasca o con il coltellino, perché sono uscite nuove leggi ed è il caso di lasciare stare. Sono le 9, c'è la pausa, minimo, ci fermiamo, c'è un jingle e poi il saluto dell'artista che va in onda ogni mezz'ora sulla nostra frequenza, è un artista indipendente e a quest'ora tocca a Tati Silvestri. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e ciao Sammy, sono Tati. Innanzitutto grazie per avermi dato questa opportunità per far sentire il mio brano che si intitola Tu vivi in me. Questa canzone l'ho scritta proprio per esprimere il mio amore e la passione che ho per la musica. L'ho presentato anche a Sanremo Giovani, ma purtroppo non è stato accettato. L'arrangiamento musicale è stato realizzato da Bruno Milioni e il testo ovviamente è stato scritto da me. Poi se volete vedere il videoclip ufficiale potete andare su YouTube. Le riprese di questo video sono state fatte da mia sorella Denise, mentre il montaggio di tutto il video nell'officina fotografica di Daniele Calore di Viterbo. Vi aspetto nei commenti delle mie pagine social per sapere cosa ne pensate del brano. Mi trovate come Tati S. Ringrazio ancora te Sammy per questa opportunità. Un bacione a tutti quanti i radioascoltatori e buon ascolto! Spesso mi domando che farei senza di te. Parli solo con il cuore. Sì, io sono qui con te, così ti sento dentro me, ti cerco quando son sola tra la gente e non mi importa poi di niente se sono sempre distante nelle tue melodie che vivono in me. Prendo e le faccio mie per farne un regalo.
dolce, 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 così dolce pensa che usa la musica per superare la sua timidezza. Si chiama Tati con la Y, Tati Silvestri. Questo pezzo facile facile si intitola Tu vivi in me e lo trovate facilmente anche su YouTube con un bel video. Tati Silvestri da Cerveteri, Roma. Il buongiorno si sente dal Varin, 5 minuti dopo le 9 del mattino. Lo sapete, una rassegna stampa sempre particolare la nostra, non seguiamo il pensiero comune, ma vi porto a conoscere a volte notizie che sui quotidiani ci sono in piccolino, in un trafilettino, eccetera. Ve le metto lì sul tavolo, poi ditemi voi. Ma a quest'ora del venerdì succede anche una cosa, e certo, ci colleghiamo con la famiglia Acerbis, perché non c'è soltanto Alberto, a volte c'è Miriam, speriamo anche Gaia, ma oggi c'è il capo. C'è il capo, c'è il capo. Ah, silenzio tutti. Alberto Acerbis, buongiorno. No, tu sei troppo buono. Io non sono il capo, assolutamente, sono il capo di nessuno, assolutamente. Noi qua si fa ognuno il suo, si va avanti, scapponi a terra. Allora, mi devo dire due cose che ritengo in questo periodo dell'anno molto importanti. Sapete, ve l'ho detto, probabilmente siccome siete ascoltatori molto attenti, lo sapevate già, dalla Tunisia arriverà, e sta già arrivando, e un po' è già arrivato, tantissimo olio extravergine. Nulla contro la Tunisia, chi lavora la terra, chi è contadino, da parte mia massimo rispetto, però bisogna un pochettino informare, perché poi non parliamo solo di gusto, che l'olio italiano, quindi non sto parlando solo dell'olio Acerbis, l'olio italiano, grazie al microclima che noi abbiamo, quindi abbiamo 220 di varietà di frutto di oliva che diventano olio extravergine con tutte le sfaccettature. E questa è una cosa, un patrimonio molto importante, quindi magari quando dobbiamo e dovete acquistare un litro di olio extravergine di oliva, io parlo dell'olio, potete parlare anche dei formaggi, dei vini, per carità. Ecco, magari un'attenzione a da dove arriva, chi lo fa, come è fatto, le analisi, i perossidi, i polifenoli, perché questo è molto, molto importante, altrimenti diventa difficile. È come dire che sono 7 le note, sì, sono 7 per tutto il mondo, ma dipende un po' come le metti sullo spartito per fare una bella sinfonia. Se no salta fuori una ciofeina. Noi adesso, come azienda Acerbis, andiamo a preparare l'olio per i primi di marzo. Abbiamo sempre disponibilità per l'urgenza per le nostre migliaia di famiglie, per carità, però se volete prenotare ancora 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di estratto freddo Acerbis, se volete l'analisi chimico-fisica dell'olio per un'eventuale dieta per il bambino, per il nonno, per la moglie, per l'amante, per il prete, insomma, noi siamo disponibili. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di estratto freddo Acerbis a casa vostra in tutta Italia, non pagate il trasporto. Per ordinare l'olio Acerbis, perché imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda, perché vi arriva un prodotto fresco, per chi non lo sapesse, lì la scadenza di un prodotto, tra le cose da consumarsi, preferibilmente l'olio non scade, inizia il momento dell'imbottigliamento. Non è che noi imbottigliamo alla raccolta tutto l'olio per risparmiare soldi, perché inizia la scadenza, poi tu prendi una bottiglia di olio a giugno, a 8 mesi. Noi lo imbottigliamo quando tu ce lo chiedi, quindi 030 68 40 408 030 68 40 408 oppure il nostro sito, potete ordinare anche da lì, olioacerbis.com. Il prezzo è quello dell'anno scorso, olio nuovo, prezzo vecchio, come diceva mio nonno in francese, Alberto ricorda sempre che l'olio buono viene a galla, ossia ricordi sempre che l'olio buono viene a galla. Io aspetto le vostre telefonate oppure informazioni, noi siamo qua a domandare lecito e rispondere soltanto cortesia. Assolutamente, assolutamente Alberto, però prima di lasciarti vorrei un appello in bresciano per tutti gli atleti olimpici che sono arrivati nel nostro paese, perché lo sappiamo, sono qui anche per comprare tra una partita e l'altra, tra una gara e l'altra, qualche giro sul web a cercare squisitezze e voilà, il prodotto gli arriva direttamente nella cittadella olimpica. Atleti canadesi, esatto. Ce lo portiamo a casa una bottiglia di olio Acerbis come ricordo? Sì, perché così, siccome arrivano tutte le estati, fanno un sacco di strada per venire in frantoio qua su casa, questa volta sono già qui, quindi evitano anche il trasporto, glielo portiamo lì. E come si dice, vincere non è, come diceva quello che vincere non è importante, amici, però è alla fine l'unica cosa che conta. Vi voglio bene. Ciao.
Ciao Alberto, ciao. Alberto Acerbis 030 68 40 408 per l'olio più buono che c'è, perché da sempre c'è ed è sempre quello, e non si lascia influenzare da altri oli comunitari, tunisini, eccetera. È sempre quello ed è un regalo bellissimo se andate a trovare parenti o amici o semplicemente andate a cena dal papà e portateli una bottiglia d'olio, è una bellissima idea. Il buongiorno si sente dal Varin, minimo signori, ancora rassegna stampa, la mia rassegna stampa. Oh, sto parlando come Vannacci, sei scemo? Sono sul quotidiano La Verità, perché proprio sulla Verità oggi c'è l'intervista a Vannacci. Allora, taglio alto, c'è Salvini che dice: se Vannacci spezzerà il centrodestra farà il gioco di sinistra e Quirinale. Veramente non è Salvini, ma è l'editoriale di Maurizio Belpietro. Il militare ha tutto il diritto di fare un suo partito, ma senza uno schieramento comune il rischio è di sottrarre voti all'attuale maggioranza, ridando ai compagni il paese e l'occasione di scegliersi l'inquilino del Colle, avete capito? Insomma, è un rischiettino, spezzare il centrodestra o renderlo meno unito in questo momento, perché ci si prepara a eleggere il nuovo Parlamento, mica domani, però tra non molto, e il nuovo Parlamento dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Sarebbe bello avere un centrodestra inframmezzato, rotto in tanti pezzettini, e poi i voti si perdono. Intanto Salvini sul Parà: non penso che Forza Italia e Fratelli d'Italia lo vogliano. Uno esce da un partito che è al governo perché il governo non fa abbastanza e poi vuole allearsi, rispetto a ciò che ha dichiarato Vannacci, che vuole allearsi con il centrodestra. È lui che si è messo fuori dal centrodestra. Io penso che né Meloni né Tajani lo vogliano. Così ha detto ieri Matteo Salvini. Aveva detto avanti insieme, alcuni temi erano condivisi e poi se n'è andato, ma per me sbagliando. Chi divide il centrodestra finisce in corsia, ha aggiunto. Vado in giro con delle bottiglie di ribolla gialla spumantizzata, invece detto Massimiliano Fedriga circa l'addio del Parà. Intanto ieri i deputati leghisti Edoardo Ziello, Roberto Sasso e Emanuele Pozzolo, già Fratelli d'Italia tra le file di Futuro Nazionale, hanno sottoscritto un emendamento al decreto Ucraina che chiede lo stop totale all'invio di armi a Kiev. Taglio basso, Roberto Vannacci, intervistato oggi sul quotidiano La Verità, che è l'unico tra i giornali più importanti che gli dà spazio, e mi pare che sposi anche parecchio questo personaggio, tra poco lo vedrete. Meglio solo che contro i miei valori, ha dichiarato il generale. L'eurodeputato a nostre spese. Nella Lega sono identitari e sovranisti a giorni alterni. Dall'interno la trasformazione era impossibile. Non pongo veti sulle persone, soltanto sugli ideali. Lei è uscito dalla Lega o dalla... Oh, non ve lo leggo mica tutto, ve lo comprate La Verità. Lei è uscito dalla Lega o dalla coalizione di centrodestra? Roberto Vannacci è uscito dalla Lega perché ci sono delle divergenze, più che altro su quello che si fa, non su quello che si dice. Come ho già detto, non si può essere identitari e sovranisti i giorni pari e può essere liberali e progressisti i giorni dispari, come nel caso del manifesto che era stato presentato da Zaia. Non si può fare una campagna politica dicendo basta armi all'Ucraina e poi firmare il decreto per la consegna delle armi a Kiev. Non si può fare una campagna politica sulla distruzione della Fornero e poi invece rimanere in una coalizione nella quale la Fornero viene non solo confermata, ma addirittura consolidata. Non si può dire che è inopportuno che dei liberi cittadini vadano a Montecitorio per rappresentare un'iniziativa legislativa popolare sulla remigrazione e poi chiamare il 18 aprile una piazza a Milano sullo stesso tema. E caro Vannacci, questo succede quando si sta in una coalizione o, se preferisci, in una democrazia. È chiaro che quando sei fuori puoi abbaiare quanto ti pare e quindi far notare tutte le cose che non sono state ancora fatte o che abbiamo dovuto addolcire perché siamo in una democrazia, perché siamo in una coalizione con alcuni ben pensanti che hanno la puzzetta sotto il naso, caro Vannacci, ma stando con noi certe cose
le potevi dire e magari riuscire a cambiare un pochettino quell'ingranaggio, che è l'ingranaggio dello Stato che deve continuare a girare. Stando fuori non hai speranze e anche tu ti farai le leghe come molti altri. Tra virgolette, of course. A proposito di Vannacci, signori, a pagina 26, Mario Giordano: Vannacci ha idee che devono però diventare realtà. Giordano risponde a Anna, che dice: mi permetto di chiamarla, essere presente, praticamente ha apprezzato il rigore di Vannacci, ma la delusione quando ho compreso che sarebbe uscito dalla Lega è stata più forte. Oggi mi è venuta in mente una domanda che avrei potuto fargli: gentile generale, qual è il suo progetto politico? E risponde Mario Giordano assicurando che effettivamente continuerà a seguire e a sostenere il generale Vannacci. Su quelle idee credo che qui alla Verità siamo d'accordo, tanto che le abbiamo sostenute fin dall'inizio, quando il generale era bollato da tutti come omofobo e razzista, e continueremo a sostenerle, le idee di Vannacci, a cominciare dalla rimmigrazione, che credo sarà il prossimo cavallo di battaglia vannacciano, in uscita anche il suo libro. Quindi diciamo che Mario Giordano sembra che qui preferisca Vannacci rispetto al resto del centrodestra e rispetto alla Lega. È una mia sensazione, potrebbe darsi, anzi sicuramente. Sai che faccio allora? Vado sul quotidiano La Stampa e come al solito, ragazzi, ci sono tante segnalazioni belle che non posso lasciare agli altri quotidiani, alle altre testate, perché le altre testate di queste cose non parlano. Vi stanno 3 ore a parlare dei giochi olimpici e del pacchetto sicurezza con le menate, eccetera. Io cerco invece di tirare fuori le argomentazioni che sugli altri quotidiani magari vengono messi lì in un cantuccino, ma secondo me, e sono sicuro anche secondo voi, sono importantissime. La Stampa: Meloni, Asca indignata coi giudici. Titolo principale: scarcerazioni a Torino, premier all'attacco. Nordio: evitiamo il ritorno delle BR. Conte: accolte le nostre proposte. Fermo preventivo di 12 ore, tutele per gli agenti, stretta sui coltelli, multe ai genitori dei minori. Naturalmente in centropagina i giochi del mondo con il nostro presidente e con Vance che applaude, e all'interno, oltre a tanti paginoni sull'argomento giochi olimpici, Alberto Cirio: sua Scatasuna 30 anni di lassismo. Cirio è il presidente del Piemonte. Il decreto sicurezza arginerà i violenti. La Stampa mostra poi il video dell'agente aggredito e le foto sui social. È un caso l'immagine modificata con l'intelligenza artificiale. Un'immagine, quella iniziale, non si capiva bene il volto dell'agente che soccorre il collega, in un'altra si capisce molto meglio il volto e sparisce anche l'auto che c'è dietro e qualcuno grida al gomblotto. Vannacci: primo aiuto a Mosca, in aula lo stop alle armi a Kiev. Paginone a pagina 10 della Stampa. Dai suoi uomini presto un emendamento al DL Ucraina, lo firmano 2 leghisti pronti a lasciare. Salvini: sì al vincolo di mandato, dialogo chiuso con l'ex. Meloni e Tajani non lo vogliono con noi. Ma attenzione signori, in taglio basso oggi sul quotidiano La Stampa, mai avrebbe pensato di intervistarlo, c'è Mario Borghezio. Intervista a Marione: l'ex leghista, futuro nazionale, avrà uno tsunami di consenso. Il nostro De Gaulle, non un estremista, ora deve fare attenzione ai parassiti. E chiaramente ricordiamo il pezzo Borghezio Beat che ieri vi ho fatto ascoltare, che abbiamo trasmesso tante volte su Radio Padania Libera, dove invocava la secessione, l'autonomia, il federalismo. E adesso cosa dice Borghezio con il generale Vannacci? Ho la lacrimuccia.
Ho la lacrimuccia ma non la faccio cadere, se no faccio cortocircuito e vi porto nel castello nero del generale, signori. Oggi il quotidiano La Stampa è la prima testata che mostra il nuovo quartier generale, l'antico maniero dell'Alessandrino che ospita il centro studi del movimento di Vannacci. E il proprietario, naturalmente di destra, dice: da qui cambieremo l'Italia. Bel posticino, fino a ieri c'era l'erba alta 2 metri, adesso hanno messo tutto in bello, e insomma questo è il castello nero del generale, se vi interessa, in provincia di Alessandria. Lo strappo nella Lega, naturalmente, come titolo di sopra c'è, scusa. Vai col referendum, pagina 21, referendum partita aperta, sì in vantaggio, lo deve riconoscere La Stampa, il no rimonta, ma la chiave sono, come al solito, gli indecisi. Ma che interessa a me invece a pagina 24 è l'intervista con un don che sicuramente avete visto sui social, Don Alberto Ravagnani. Camminava bel bello, anche il nostro Simone lo segue su Instagram. Lascio la chiesa per tornare umano, porto Cristo ovunque, mi danno dell'eretico. E noi che siamo gli unici che facciamo Christian Music il giovedì mattina alle ore 9, non possiamo non ricordarvi che Alberto Ravagnani è un bravissimo comunicatore, forse troppo bravo, e infatti ha deciso di spretarsi. L'ex prete, star dei social, il cattolicesimo più forte se femminista. I ragazzi cercano spiritualità, non enti morali. Ha detto: il celibato è stato dirimente, a un certo punto ho scoperto di non saper amare e mi sono spaventato. Ad allontanarsi sono soprattutto le donne, presto non potremo più contare sulle madri che trasmettono la fede. Queste alcune frasi di Don Alberto Ravagnani nel suo libro La scelta, e il fatto che abbia capito, insomma, che quello che faceva non andava più d'accordo con le istruzioni per fare il prete. Pagina 24 del quotidiano La Stampa. Giro e vado avanti. Se da una parte sulla Verità abbiamo detto che c'è Mario Giordano che sostiene e sosterrà le idee di Vannacci, sul Libero, parto subito dalla fine, insomma, a volte ci sono altre situazioni e io parto dal titolo: più sicurezza, meno migranti, ed è un titolo bellissimo. Scudo per i poliziotti, trattenimenti preventivi e giro di vite sui coltelli, il governo vara la stretta. Piantedosi sulla Libia, via al blocco navale. Musica per i nostri occhi. Centropagina, Meloni, giudici doppiopesisti, difficile difendere i cittadini. Naturalmente anche Cras Montanà, i Moretti fanno le vittime, quante bugie su di noi. L'editoriale di Mario Secchi, chi rema contro l'Italia che fa. E potete immaginare chi sia. Volo subito a pagina 3 perché il piano del centrodestra: tra 7 giorni via libera al blocco navale per i migranti clandestini. L'unico giornale che ne parla. Siamo a pagina 3 di Libero, che è tra quelli che vi consiglio di acquistare oggi. Piantedosi annuncia il nuovo pacchetto di norme per fermare gli arrivi dopo la firma del patto UE. Si punta sui centri in Albania ed espulsioni più rapide. Gasparri, così fronteggiamo l'ostruzionismo delle toghe. Pietro De Leo, il nuovo percorso normativo del governo sulla sicurezza non si ferma al pacchetto di ieri, ma ci sarà un secondo intervento a breve incentrato sull'immigrazione clandestina. Le anticipazioni avevano ventilato un inserimento di alcune misure già ieri, ma il governo ha annunciato che se ne occuperà la prossima settimana. A sottolinearlo è stato il ministro dell'Interno Piantedosi nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Andrà la settimana prossima la valutazione del più ampio e complessivo pacchetto di norme che riguardano l'immigrazione. È sostanzialmente ispirato a dare supporto all'entrata in vigore entro giugno del nuovo patto asilo e migrazione europeo. Il titolare del Viminale ha poi affermato: nell'ambito di queste norme e quindi anche di questa ispirazione c'è anche quella definita con una semplificazione giornalistica blocco navale, cioè quella che prevede la possibilità di interdizione
delle acque territoriali, con possibilità, ricorrendone ben casi precisi che saranno specificati dalla norma, che ciò possa consentire, laddove esistano accordi con paesi terzi sicuri, la possibilità di trasferire le persone in luoghi diversi dal territorio nazionale ed effettuare lì le procedure di asilo richieste. Di cosa si tratterà? Quando ci saranno pericoli per la sicurezza nazionale, derivabili ad esempio da condizioni di particolare pressione migratoria, cioè sempre, o da pericolo terroristico, cioè sempre, sarà prevista la possibilità di portare queste persone in centri in paesi terzi sicuri con cui saranno stipulati accordi. In ogni caso, la valutazione dovrà passare in Consiglio dei Ministri, certificata la condizione di particolare pressione migratoria o l'incidenza sulla sicurezza nazionale per una serie di fattori. Il disegno di legge però affronta anche altri aspetti, tra cui l'espulsione, capitolo dei meccanismi normativi piuttosto complessi per via della diversità delle casistiche. Su tutto questo il governo ha preferito prendersi qualche giorno in più per definire meglio queste norme dal punto di vista tecnico, al di là del fatto che la base del testo già c'è. Chiaramente, signori, ringraziamo che ci sia la Lega nel centrodestra in questo momento e ringraziamo quelli che hanno deciso di mollarla andando ad abbaiare fuori. Giro la pagina, ma apro anche le linee. Chi al volo vuole entrare in onda può chiamare 029294 7222. Gufi sinistri antigiochi e il PD spara su Milano e gli atleti israeliani. Il Propal Gali che urla alla censura, non mi fanno cantare l'inno, ne parla pagina 7 il quotidiano Libero. Macron diserta la cerimonia, sgarbo all'Italia e avance, ma soprattutto tanti complimenti a pagina 10 dopo le polemiche in Francia. Villaggio mensa eletti, Milano batte già Parigi. Dal cibo al bidet fino al posto per dormire non di cartone, gli atleti alloggiati allo Scalo Romana sono entusiasti. Qui è tutto buono, boom di video social e li vedete che girano parecchio su internet. Siamo sempre sul quotidiano Libero, giro di nuovo la pagina e Salvini archivia Vannacci e blinda il centrodestra. Il vice premier ieri alla 7, l'avrete sicuramente sentito ragazzi, mi sono fatto 20 camomille per non incazzarmi. Il generale, una parentesi chiusa, non sarà alleato del governo, Meloni e Tajani d'accordo, Calenda e Renzi, errore imbarcarli. 029294 7222, giro di telefonate per chi vuole parlare con me. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Ciao, buongiorno, Ciao. chiamo da Trieste. Ciao, allora, ciao. tu sei contento di questo decreto sicurezza? Io sono incazzato, perché adesso che prendono le martellate si preoccupano, ma tu giustamente hai letto la notizia dei portuali di Trieste, tutti assolti, ed io l'ho vissuto in prima persona, non era gente violenta, là la polizia manca nell'atto, persone pacifiche, inermi, e quindi, come sempre fanno i bulli coi deboli e pecore coi forti. Non dimentichiamo che al governo in quel periodo c'era anche la Lega, Sai, mi ricordati? Certo. Ciao. Grazie. Beh, direi che ragazzi ci siamo ricreduti parecchio sul fronte vaccini, eccetera. Mi sembra anche su queste frequenze. Siamo ancora sul quotidiano Libero. Vi dicevo, a differenza del quotidiano La Verità, Libero, nella posta prioritaria di Fausto Carioti, parla del peccato del generale. Il peccato di Vannacci, scrive Carioti, è antico e si chiama ibris con l'Y, la tracotanza, la presunzione di chi ne ha imbroccata qualcuna giusta, perde il senso della misura, quella di se stesso innanzitutto, e si sente in grado di affrontare da solo qualunque sfida senza riconoscenza per chi l'ha aiutata. Va giù pesante Fausto Carioti nella sua posta prioritaria sul Libero, a differenza della Verità, che invece sembra sposarlo assolutamente, apertamente, il generale Vannacci con il suo risponditore sul quotidiano La Verità. 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Mario da Varese. Buongiorno. Ciao, ogni tanto ci sentiamo. Ascolta Sammy, ti ho sentito stamattina dire, cari compagni che ascoltate la radio, te lo dico,
Se ridici una volta, cari compagni, io tiro via l'app dal telefonino e non ti ascolto mai più. Dimmi tutto quello che vuoi, ma non compagni. Ciao Sammy, buona giornata. Ciao caro, avete la coda di paglia, ragazzi, ma so che ci sono anche quelli, sai quanti? Cioè quelli di Rizzo, ad esempio, ascoltano tutti questa rassegna stampa, è assodato. 0292947222, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Il messaggio è rivolto a tutti quegli italiani nati da genitori italiani che odiano l'Italia, l'Europa, comunque l'Occidente in generale. Ricordatevi ragazzi che se voi potete andare in piazza e esprimere tutto il vostro disprezzo, odio verso tutti coloro che non la pensano come voi, è soltanto perché vivete in Occidente. Provate ad andarlo a fare nei paesi arabi, in Cina, in Russia, o anche in molte repubbliche pseudo-tali africane piuttosto che latinoamericane, e non lo potete fare. Quindi voi andate in piazza con la Kefi, andate in piazza pro pala, andate in piazza pro ecologismo suicida, pro tutto, e grazie a questo schifo di Occidente che vi dà la possibilità di vivere in maniera molto più agiata rispetto ad altri posti del mondo, in maniera libera, dove potete dire tutte le vostre amenità, a esprimere tutto il disprezzo verso tutti coloro che non la pensano come voi, e soltanto grazie a questo posto del mondo. Grazie caro, ti taglio perché sono di frettissima, c'è Sallusti fuori che mi aspetta. Un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto, ciao Sammy, Ciao. sono Luciana da Moggiò. Senti un po' una cosa, volevo dire a quel signore che chiama da Trieste, che sembra quasi allontanarsi dalla Lega, che gli uomini in divisa rappresentano lo Stato, e se lo Stato ti dice arretra in una manifestazione, tu hai il dovere di arretrare. Grazie caro, non hanno obbedito, bisogna dirlo. L'ultimissima chiamata, pronto? Pronto? Ciao. Mi sente? Prego. Allora, Gino, nulla, l'incontro tra Mantovano e Mattarella, come è finito? Cosa ha detto il Presidente? Si è opposto, non si è opposto? Grazie caro, ce lo sogneremo questa notte, l'incontro tra Mantovano e Mattarella. Per il momento vi lascio all'editoriale di Giovanni Sallusti, io torno più tardi alle ore 11.